Siamo presso l'Istituto Comprensivo Gaetano Guarino di Favara, dove oggi si è svolta una bella manifestazione con i ragazzi per il Natale. Siamo con Giovanni Puccio, responsabile della scuola calcio arcobaleno e del settore giovanile della delegazione di Agrigento della FIGC. Sì, è una manifestazione che la nostra scuola di calcio organizza da diversi anni. La svolgiamo qui sempre presso l'istituto, la palestra dell'istituto Guarino. A tal proposito mi preme ringraziare sia il sindaco di Favara, la signora Anna Alba, e il dirigente scolastico, la professoressa Gabriella Broccoleri, per la consueta disponibilità. Oltre che ovviamente la FIGC di Agrigento, che ci è sempre vicina in queste iniziative. È una manifestazione, ripeto, che svolgiamo da diversi anni e che ci permette anche in prossimità delle feste natalizie di passare del tempo con i nostri bambini e soprattutto con i genitori. A tal proposito oggi c'è stata un'iniziativa in cui i bambini per qualche minuto hanno giocato, sono entrati in campo proprio con i genitori, quindi è anche questo un modo per festeggiare insieme con lo spirito natalizio. Come vanno le cose a livello di federazione con i bambini? Cosa state organizzando? Che programmi ci sono per l'anno nuovo? Per quanto riguarda il settore giovanile scolastico, diciamo che adesso si entra nella fase clou, in quanto in primavera iniziano tutti i vari progetti. Quanto riguarda l'ambito scolastico, sono in fase stanno ultimando le iscrizioni al progetto Valori in Rete Gioco Calciando per la scuola primaria. Quest'anno ancora una volta ringraziamo tutti i dirigenti perché abbiamo avuto una grande adesione, ancora in un numero maggiore rispetto allo scorso anno. Saranno circa 40 quest'anno gli istituti che parteciperanno a questa manifestazione. E poi gli altri progetti, sempre con i Valori in Rete, però i campionati studenteschi, inizierà l'attività studentesca anche per i ragazzi di scuola media e scuola superiore. Ed inoltre quest'anno, per la prima volta anche nella nostra provincia, arriverà anche un progetto del settore giovanile che si chiama Ragazze in Gioco, con alcune scuole che parteciperanno per incentivare appunto l'attività del calcio femminile.